Buonasera Roberta Boscolo Anzoletti, vivi di Ginevra Sì, ed è Clodiense. certo, sono nata Adesso Clodiense dell'anno. e adesso anche Clodiense dell'anno, certo. Un Complimenti, onore. complimenti per il premio. Lei lavora nel campo dell'ambiente. Io lavoro per un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite che si chiama l'Agenzia Internazionale per la Meteorologia, che ha competenze sul tempo atmosferico, sul clima e sull'acqua, quindi idrologia. Com'è per uno di Chioggia vivere a Ginevra? Che è un po'... Beh, intanto per fortuna è uno dei posti dove ho vissuto nel mondo che è il più vicino a Chioggia, e quindi che mi permette di venire a Chioggia più spesso. Però non c'è il mare. No, c'è un lago, però è vero, no, è completamente un altro mondo, insomma, e noi siamo sempre felicissimi di poter venire qua, di trovare la mia famiglia e di stare un poco di tempo qua, perché Chioggia è una città speciale, non solamente perché, cioè, per come è fatta, per l'architettura, ma anche per il cibo e per il mare, insomma, e per la natura che la circonda, che è spettacolare. Un premio come quello che ha ricevuto questa sera, il Leone d'Oro della sua città, cosa significa al di là dell'orgoglio, che immagino sia notevole? Guardi, e l'ho anche detto prima, è veramente per me un ravvivare il senso di appartenenza. Adesso io ho vissuto, e come noi che viviamo, che per esempio lavoriamo alle Nazioni Unite, siamo dei nomadi. Viviamo alcuni anni in un posto, in alcuni anni in un altro posto, io ho girato il mondo, forse ho vissuto più fuori che qui, ma è come se comunque le mie radici sono qua e il mio senso di appartenenza, e devo dire che quando io ho detto ai miei colleghi, dico, la mia città mi ha nominato Clodiense dell'anno, e ho visto come un poco di invidia, no? Perché ho detto, Roberta, hai questa fortuna che i tuoi concittadini, hai una città dove appartieni e ti vogliono bene e ti tengono in considerazione, e la maggior parte dei miei colleghi non ce l'ha, quindi è veramente una cosa speciale. Complimenti per il premio, complimenti anche per come vuole bene alla sua città, e ci vedremo in un'altra occasione, speriamo nuovamente qui a Chioggia. Spero, sì sì, certo, sono sempre disponibile, ogni volta che mi invitate io vengo. Grazie, buona serata. Grazie.